ospiti qui in studio. Paolo Pizzolato di Prima il Veneto. Buonasera direttore, buonasera a tutti. Buonasera Pizzolato. Chiedevo a Pizzolato se oltre ai tagli nelle banche si fanno anche assunzioni. Ecco, lei il mondo delle banche lo conosce come le sue tasche. Guardate, il mondo è cambiato anche questo paese ed è cambiato tanto anche il Veneto. Certe volte io vengo qui e do numeri, la gente li assimila e poi non si ricorda più certe volte cosa dico, e a me fa piacere che questa sera ci sia Venturato, perché potrà confermare quello che sto dicendo in questo momento. Io ricordo quando avevo 15-16 anni, andavo a lavorare in Miralanza, al mio paese, a Mira, e portavo a casa 70.000 lire alla settimana, a 14 anni, i 3 mesi estivi che facevi solitamente. Chi si comprava la vespetta, chi si comprava il ciaetto, chi se li metteva da parte, perché soprattutto in una famiglia povera come la mia c'era bisogno di portare a casa dei soldini in più, lavorava solo mio padre. Io ricordo che quei 70.000 lire erano tantissimi soldi, lavoravamo 8-9 ore al giorno, lavoravamo anche in maniera molto molto difficile, però eravamo orgogliosi di quello che facevamo. Adesso è cambiato tutto, da 30 anni gli stipendi e le pensioni in questo paese sono i più bassi di tutta Europa, e questa è la prima cosa da dire. Altra cosa, si parla tanto di giovani, di qua e di là, andiamo a lavorare, settore della ristorazione. Prima cosa, non ci sono solo giovani che hanno bisogno di lavorare, perché io che mi faccio accompagnare, lei lo sa benissimo, dottore, qui in studio, sì, ho persone che continuano a lavorare sempre a tempo determinato, a 50, 55, 56 anni, e perdono il posto di lavoro costantemente perché l'azienda gli dice: è diminuito il lavoro, non posso più tenerti, è diminuito il lavoro, non posso più tenerti. Altro piccolo passaggio, scusate, non riesco a capire una cosa: perché ci sarebbe così tanto bisogno di immigrati che fanno determinati lavori qui da noi? Non basta gli immigrati che abbiamo qui dentro, gli immigrati si tratta soprattutto di farli lavorare e di non farli spacciare. Allora, appena tornato a casa da 2 giorni di vacanza, fatti in Slovenia e fatti in Croazia, l'albergo mi dice, l'hotel Porto Rose mi dice: guarda, non abbiamo lavoratori dipendenti in questo momento, siamo veramente in difficoltà, da 80 che eravamo siamo in 60 in questo momento, però stiamo cercando di tenere duro col personale che abbiamo, aspettiamo i ragazzi che finiscono il liceo turistico adesso e cerchiamo di portarli dentro anche aumentando quello che è il loro stipendio. Ma gli immigrati, noi qui dentro non ne vogliamo immigrati, questo non è un paese per immigrati, ci dicono Croazia e anche Slovenia, infatti loro non ce ne sono. Dobbiamo mantenere quello che è la priorità a livello alberghiero, a livello turistico, e quello che è la nostra generazione, il fabbisogno del nostro popolo, dicono. Per cui noi non capisco perché abbiamo questa continua invasione non di immigrati, ogni volta si parla di immigrati, ma di clandestini che arrivano qui in una maniera fenomenale, tutti con i cellulari e tutti subito pronti a spacciare e mettersi in moto per cercare di trovare una loro prerogativa, che non è quella di lavorare qui da noi. Altre cose. Continuo a dire che certe volte, anche a livello di stipendio, di reddito, eccetera, eccetera, non si può dire che i ragazzi non abbiano voglia di lavorare. Ci sono quelli che partono, vanno in Inghilterra perché dopo aver impegnato una vita nello studio, una vita nell'università, perché il ragazzo deve studiare, perché il ragazzo deve essere bello, perché deve essere di buona famiglia e tutto quanto, partono e vanno in Inghilterra. Ma lì la vita costa tanto, sì è vero, però mi danno anche 2.800 euro al mese per lavorare presso un albergo, per lavorare presso una ristorazione. Qui da questa parte mi danno 1.200, mi domandano 14 ore al giorno, mi danno 1.100, mi domandano 16 ore al giorno, per cui certe volte anche quando troviamo operai che percepiscono 8 euro all'ora e una donna delle pulizie ne porta a casa 10 certe volte in nero, perché dobbiamo dirci anche questo, non dobbiamo nascondere queste cose, non vedo perché tanti ragazzi cercano di trovare una maniera completamente diversa per cercare di trovare posti di lavoro. Ultimo piccolo passaggio: il reddito di cittadinanza è stata la più grande vaccata che abbiamo inventato qui in Italia, una vera e propria vaccata è stata, perché andare a rinforzare persone che casomai non hanno voglia di lavorare, Napoli da sola fa tutto il reddito di cittadinanza del Veneto. Perdonate questo passaggio, ma è un atto dovuto. Ma è un atto dovuto questa cosa qui, bisogna dirle queste cose qui. Cioè, sinceramente fa veramente da ridere come è stato utilizzato nel corso di questi anni. Quando io in banca continuo ad avere i miei soliti pensionati, che faccio sempre come esempio, a 580 euro al mese, che vengono dentro a domandarmi se è vero che quel mese lì la loro pensione è aumentata di 4 o di 7 euro. Ma vi rendete conto di quello che stiamo dicendo? E stiamo finanziando ancora adesso persone che certe volte sinceramente sono a casa e lavorano una parte in nero, perché me lo dicono chiaramente: io sono a casa con il reddito di cittadinanza, se volete ve li porto io in studio questi qui e ve lo posso garantire, e altri 500 euro in nero, e loro vivono serenamente e tranquillamente, anche infischiando certe volte dei contributi. Per cui vuol dire che queste cose esistono, ma esistono solamente in questo paese che si è dimenticato, ripeto, da 30 anni di aumentare gli stipendi dovuti, perché
perché c'è gente preparata e brava a lavorare e non vengono pagati come si dovrebbe pagare, e anche le pensioni, i pensionati, che sono una categoria che potrebbero spendere e espandere e invece non possono più farlo. Paolo Pizzolato in prima il Veneto. Pizzolato, il crack delle banche popolari che ricadute ha avuto sui risparmiatori e sul lavoro, insomma? Guardi, direttore, innanzitutto è stata una cosa di una blasfemia unica, anche perché è successo qui nel Veneto con queste due banche, e prendo sempre come esempio quello che è successo col Monte Paschi di Siena, dove lì c'è stata la possibilità e c'è stato fatto di tutto per recuperare. Qui nel Veneto è arrivata una di quelle mazzate a livello economico alle popolazioni che avevano investito in questo settore, e soprattutto i cittadini che erano clienti di queste banche, dove nessuno a livello statale è intervenuto per dare una mano. Per cui, come ho detto prima, la responsabilità non è solo esclusivamente della Banca d'Italia, che si è rigirata da un'altra parte, e come dipendente bancario mi permetto tranquillamente di dirlo, perché tanto questo ormai è assodato. Non è solamente di chi ha compiuto il misfatto all'interno della Regione Veneto e ha provveduto a indebolire economicamente la Regione Veneto in una maniera che nemmeno immagina, ma è anche e soprattutto da parte dello Stato, che non è assolutamente intervenuto con alcuni fondi che sono previsti e preposti per questa cosa, per dare una mano alle famiglie, che sembrava tutti fossero stati soddisfatti e invece non è assolutamente vero nulla, e ci sono dei buchi a livello familiare e a livello di clienti che sono ancora in essere, ancora in vigore. Dobbiamo ricordare soprattutto una cosa, mi permetto di fare questo intermezzo. In Europa l'Italia e soprattutto il Veneto ha il grado di risparmio più alto che possa esistere. Noi abbiamo un attaccamento a quello che può essere il conto corrente bancario, il risparmio, il deposito, la posta, e soprattutto l'attaccamento al mattone, che ci ha sempre portato a essere molto consolidati a livello europeo. Abbiamo in alcuni paesi operai dipendenti che cambiano casa ogni anno, noi non siamo abituati a fare questo. In questo momento però glielo posso assicurare che il grado di risparmio ce lo stiamo mangiando tutto, e giustamente, come dico ogni volta che vengo qui e come ho sentito dire giustamente anche prima, i soldi dei nonni e i soldi dei padri stanno ancora in questo momento salvando i figli. Guardate che nel momento esatto in cui saranno finiti quei soldi lì, non avete un'idea di quello che potrà accadere all'interno di questo paese. Altra piccola riflessione, poi cerco di concludere quanto prima. Abbiamo visto tutti dai telegiornali, dalle notizie che avete dato voi e anche altre televisioni, quello che è successo a Eraclea. Questo personaggio che è stato arrestato e che adesso stanno andando avanti con questo processo, ha detto che il Veneto era lui, il Veneto è lui, e che non si muoveva assolutamente nulla se lui non decideva qualcosa. Guardate che è una frase di una gravità unica, perché mi permette di pensare che a questo punto a livello regionale non siamo nessuno a posto, nessuno tutelato, e che c'è qualcosa che va ben oltre a Eraclea. Per cui mi aspetto sinceramente nel corso degli anni che ci sia a livello economico e a livello di mafia una pesantezza tale all'interno di questa regione, che era tanti anni fa la locomotiva del nord-est, adesso sta nettamente diminuendo, e ve lo dice un dipendente bancario, quello che è il sistema operativo, quello che è il sistema finanziario, quello che è il sistema economico, ma quello che preoccupa è l'insediamento di questi delinquenti nel nostro paese, nella nostra regione, che porterà a uno sfaccello totale, secondo me, sia economico ma anche politico, questa regione. Grazie Pizzolato.